Martedì 25 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela fra poco dunque ci occuperemo di quelli che sono i fatti che potete leggere anche sui quotidiani in edicola, ma intanto cominciamo subito con le notizie. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e allora siamo andati ad Acireale dove si è parlato per l'appunto di violenza sulle donne fra stereotipi e disuguaglianze di genere. Si è fatto il punto anche sul codice rosso, entrato ormai in vigore da 5 anni. Una legge che avrebbe dovuto rappresentare una svolta, garantire alle donne vittime di violenza una risposta più rapida, più giusta, e invece i numeri raccontano una storia diversa, con i femminicidi che non sono diminuiti e che anzi dopo un breve calo nel 2019 sono aumentati. E questo nonostante siano state introdotte innovazioni importanti come l'obbligo per la magistratura di ascoltare la vittima entro 3 giorni, l'aumento delle pene, l'introduzione di nuovi reati come il revenge porn, le lesioni permanenti al viso. Se ne è parlato ad Acireale nell'incontro organizzato da Telefono Arcobaleno, un bilancio a 5 anni dall'entrata in vigore del cosiddetto codice rosso. Una norma che ovviamente ha le ottime migliori intenzioni, ma che non pare abbia funzionato del tutto. E quindi riflettere sui numeri e da questo studio brillante che il Telefono Arcobaleno ci offre, mette a disposizione innanzitutto della comunità di Acireale, quindi siamo contenti di ospitare la struttura e di assieme a loro approfondire i numeri che escono fuori. Ci sono dei problemi logistici, di funzionamento dei braccialetti elettronici, cioè ci sono delle cose che non funzionano ancora come dovrebbero e c'è un problema culturale. Bisogna iniziare dalla scuola, bisogna iniziare dalla formazione delle persone che si occupano solo di ascoltare le donne che si recano ai centri. Negli anni più recenti, oltre l'80% delle donne assassinate risulta vittima di partner, ex partner o altri familiari. Bisogna scardinare alcuni approcci che ci sono ad un modo di vedere i rapporti tra i sessi assolutamente non condivisibili, assolutamente non accettabili. Emanuela, allora vengo subito da te proprio su questo tema. Stamattina i giornali non solo in prima pagina ma anche con tanti approfondimenti. Sì, naturalmente questa giornata, questa ricorrenza riempie le pagine dei giornali di oggi tra iniziative ma anche fatti di cronaca. Andiamo a vedere intanto la Gazzetta del Sud, la prima pagina, vediamo la fotonotizia con tante scarpette rosse, simbolo proprio della lotta contro la violenza sulle donne. Necessaria una rivoluzione culturale per superare la mentalità maschilista. Sprint alla Camera per il sì alla nuova legge che introduce il reato di femminicidio. Oggi appunto giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, anche qui una panchina rossa e un paio di scarpette rosse. No violenza in nome di Sara. Sara Campanella è una delle vittime appunto dell'egoismo, della crudeltà in questo caso di un ragazzo che non accettava appunto il rifiuto da parte di questa studentessa del palermitano che però studiava nell'Ateneo messinese. A Palazzo Reale un dibattito con la madre appunto della studentessa assassinata a Messina. A lei saranno intitolate anche 12 borse di studio. Sprint alla Camera poi per la legge, come abbiamo visto anche prima. E poi andiamo a vedere all'interno invece di Repubblica Palermo. Dicevamo la cronaca, femminicidi in crescita, ma adesso le donne denunciano le violenze. Nell'isola ci sono 6 vittime nel 2025, 2 in più rispetto all'anno scorso, ma aumentano anche le richieste di aiuto via alla rete degli studenti. Andiamo a vedere alcuni numeri, sono 6 appunto secondo l'osservatorio Non Una di Meno le vittime di femminicidio in Sicilia nei primi 10 mesi del 2025 rispetto alle 4 dello stesso periodo del 2024. 700 le richieste di aiuto. Sono 320 le donne che nel 2025 si sono rivolte al centro Tamaglia di Catania e 374 quelle che hanno lanciato l'allarme attraverso il centro Le Onde di Palermo perché vittime di violenza. E poi a proposito di donne vittime di violenza ne ricordiamo una, anzi
la ricorda Repubblica. Marisa Leo, imprenditrice del mondo del vino, uccisa dall'ex marito. Parla la mamma in questa intervista, la mamma di Marisa Leo mi raccontava come soffriva con l'uomo che l'ha uccisa, un femminicidio che è avvenuto 2 anni fa, Angelo, a Marsala, era il 2023, appunto. Lui era l'ex compagno e non accettava non solo il fatto che Marisa Leo non volesse più una vita di coppia con lui, ma il fatto che fosse una donna comunque brillante, di successo, che avesse una sua indipendenza. Questo molte volte scatena proprio nell'uomo questa follia omicida, delusa perché le donne sono lasciate sole, sono le parole appunto di Antonina Cammarata, la mamma di Marisa Leo. Ma sempre su Repubblica Palermo andiamo a vedere appunto i tanti eventi di oggi, corteo, dibattiti ed eventi. Il 25 novembre a Palermo, alla Pagliarelli, il monologo scritto da Franca Rame, all'Ars il ricordo di Sara Campanella, nel pomeriggio la manifestazione. Queste soltanto alcune delle più importanti, insomma, dei più importanti eventi di oggi. Vediamo la Sicilia, la pagina di Palermo, una pagina interamente dedicata ai femminicidi, alla questione della violenza sulle donne e anche appunto a questi eventi. Più di una denuncia al giorno, donne sempre più nel mirino. I bilanci dei centri antiviolenza, i numeri preoccupanti delle strutture in città. Poi c'è anche un'intervista all'attrice Simona Malato che dice: l'arte ci aiuta a combattere. E ancora al Teatro Biondo questa sera in scena Il coraggio di Rosa Balistreri. E poi altri eventi, dalle banchine rosse al violenzometro. Sarà una giornata di commemorazioni, eventi, manifestazioni per tenere accesi i riflettori sul tema della violenza di genere, dalle scuole al carcere, dalle strade ai luoghi della cultura. Tutti gli appuntamenti in città. Al Liceo Galilei verrà distribuito il violenzometro, uno strumento per riconoscere i violenti. E poi l'idea da oggi online, tu lo dicisti. Un video per Sara Campanella, un progetto artistico dedicato appunto alla giovane misilmerese uccisa lo scorso 31 marzo e a tutte le vittime di femminicidio. Il brano, scritto da Francesca Picciurro e musicato da Katia Raineri, nasce come denuncia e come atto di memoria. Grazie, torneremo a occuparci e torneremo sul tema durante Buongiorno Sicilia di questa mattina. Lo faremo parlando della rete antiviolenza che per una settimana intera è attiva anche al Policlinico e alla San Marco di Catania, 2 ospedali. Adesso siamo a Palermo, a Sferracavallo, davanti a 5 locali sono state trovate le bottiglie di benzina con scritto messaggio 5.000 euro, una richiesta esplicita di pizzo che ha sconvolto la borgata marinara. Potrebbe essere collegata anche al rogo in una rimessa di barche. Un gesto sprezzante, plateale. I titolari di 5 esercizi commerciali della borgata di Sferacavallo a Palermo questa mattina hanno trovato bottiglie di benzina davanti alle saracinesche. L'episodio ha coinvolto il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Il Gracale e il Delfino e un tabacchi. Come vedete dalle immagini, nelle bottiglie di benzina c'è anche un'etichetta, o meglio un messaggio, in vista del Natale, con scritto 5.000 euro. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, ha acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini mostrerebbero alcuni giovani scendere da auto con il volto coperto da cappucci e sacchetti con bottiglie di benzina, lasciate poi davanti ai negozi. Brutta situazione che da vivere sia da abitante che comunque da attività, come prima cosa. Come seconda cosa è un atto proprio che è indegno, ecco. Cosa che è proprio da film più che altro, surreale, ecco. Uno non ci crede veramente a guardarlo. Io solo nei film le ho viste queste cose, mai viste nella realtà. Gli investigatori stanno verificando collegamenti tra questo episodio e l'incendio avvenuto sempre la scorsa notte nel rimessaggio di Isola delle Femmine con 11 imbarcazioni danneggiate. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l'incendio e limitare i danni. Emanuela, torniamo ai quotidiani e vediamo, le 2 notizie apparentemente potrebbero essere collegate.
Vediamo benzina davanti ai ristoranti, pagina 5 di Repubblica Palermo, ma i mafiosi perdono un pizzino nel mirino del racket, 5 attività commerciali appunto di Sferracavallo e poi bruciate 2 barche a Isola. 11 barche, 11 barche, scusami. Opera dei picciotti dello Zen, dicono nel quartiere, ma c'è Calogero Lo Piccolo libero. Chi è Calogero Lo Piccolo? Figlio di Salvatore, storico capomafia del mandamento palermitano di Tommaso Natale. E poi c'è un'intervista a Daniele Maramano, che è un Marannano. Dopo tanti arresti, i giovani boss cercano di farsi spazio, appunto, queste le parole di uno degli uomini di Addio Pizzo, che lancia un appello al minimo segnale fatevi avanti per denunciare appunto le minacce. Vediamo anche su altri quotidiani questa notizia, siamo sulla Gazzetta del Sud, bottiglie di benzina davanti a 5 locali e rogo appunto di barche, quindi evidentemente le due storie si intrecciano. E ancora vediamo, no, ci fermiamo qui, Angelo. Adesso invece siamo a Catania, un'anziana manipolata dalla vicina per sottrarle, pensate, 3 milioni di euro. 2 le donne che sono state arrestate, le indagini avviate dopo la segnalazione di un istituto bancario su movimenti sospetti, e questo ha permesso poi di ricostruire un piano criminale che coinvolgeva anche molti professionisti. Una trama criminale con al centro una vittima, una donna di 85 anni con un patrimonio bancario da 3 milioni di euro, ingannata, convinta a isolarsi, a chiudersi in casa, a non rispondere al telefono, impossibilitata a ricevere persino la posta che veniva consegnata all'unica figura divenuta riferimento per l'anziana, quella fioraia, 65enne, vicina di casa, che con grande capacità è riuscita a diventare per la donna una persona di fiducia. Con le accuse di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita pluriaggravata sono state arrestate dalla polizia di Catania 2 donne di 65 e 54 anni, coinvolti nel progetto criminale di trasferire i beni dell'anziana in altro istituto di credito, anche la figlia della fioraia arrestata e una serie di professionisti che hanno aiutato la donna, tra questi un avvocato 54enne con il compito di curare il trasferimento del patrimonio della vittima. Fondamentale il contributo di una segretaria di uno studio notarile catanese che ha fatto redigere un nuovo testamento dell'anziana. La 65enne, su suggerimento della stessa segretaria dello studio notarile, avrebbe cercato di ottenere anche un certificato da un medico compiacente, attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece appare affetta da patologie che la limitano. Ad attivare le indagini la segnalazione alla questura di Catania dei funzionari di un istituto bancario del capoluogo etneo che hanno notato movimentazioni sospette ai danni della donna. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che provvederà alla sua assistenza. Beh, insomma, le idee per fare dell'illegalità la quotidianità mi pare che non manchino. No, assolutamente. Vediamo, sulla Sicilia circuiscono un'anziana per sottrarle 3 milioni, registe, l'avvocata e la fioraia. 2 arresti appunto e 4 indagati a Catania, tra cui sentivamo dei professionisti. Andiamo a vedere anche sulla Gazzetta del Sud, truffa da 3 milioni a un'anziana, arrestata avvocata di Santa Teresa di Riva. La vittima, ricca e senza figli, era stata circuita da una fioraia che aveva coinvolto uno studio notarile, un consulente finanziario e appunto la professionista messinese. Raggiro sventato grazie alla segnalazione della banca, che si era accorta di questi movimenti strani sul conto corrente. Secondo la tesi della Procura di Catania della Squadra Mobile, la donna stava anche per cambiare il testamento, quindi proprio si era fidata, era caduta in questa trappola organizzata da queste 2 donne che sono finite in carcere, ma appunto con l'aiuto di diversi professionisti. E adesso vi do un aggiornamento dalle agenzie, perché dalle prime ore di questa mattina i carabinieri di Vittoria e la squadra mobile di Ragusa stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania
a carico di 14 indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. L'indagine è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania. Particolari aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali durante dunque la giornata. A Catania aumenti tari, la Sicilia ha sempre costi più alti, ma come diciamo la città di Catania è la più cara dall'amministrazione comunale. Il dato, dicono, risente del fenomeno dei conferimenti illeciti provenienti dai comuni limitrofi. Si conferma Catania, il capoluogo italiano con il più alto importo della Tari, la tassa per i rifiuti, 602 euro annui, in crescita rispetto ai 594 euro del 2024 e a fronte di una media nazionale di 340 euro. Il rapporto è dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, che considera una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di 100 metri quadri. Tutta la Sicilia resta tra le regioni con la Tari più elevata d'Italia. Nel 2025 le famiglie siciliane hanno speso in media 402 euro, con un aumento del 3,1% rispetto al 2024, un dato che colloca la regione al terzo posto nazionale, subito dopo Puglia e Campania. Il comune di Catania in una nota specifica che il dato negativo risente del fenomeno dei conferimenti illeciti provenienti dai comuni limitrofi, dall'attività di bonifica delle discariche abusive con l'aumento dei quantitativi di indifferenziata, dalla saturazione degli impianti di conferimento regionale e dalla necessità di trasferire rifiuti fuori dai confini nazionali. Nonostante ciò, si legge nella nota, il percorso intrapreso negli ultimi anni testimonia un'inversione di tendenza, con la raccolta differenziata cresciuta al 37%. L'isola comunque sulla percentuale della differenziata si ferma, secondo l'ultimo rapporto ISPRA, al 55,2%, il punto più basso in Italia. È il tema della raccolta dei rifiuti, lo smaltimento, i costi, è evidentemente un tema di grandissima attualità. Sì, lo vediamo su sempre Repubblica Palermo. Tari in Sicilia costa 60 euro in più della media. Il record nazionale spetta a Catania, dove si pagano 602 euro. A Palermo il rincaro più alto del 7,8%. Quello dei rifiuti è un tema da sempre caldo nella nostra isola, assieme ad altri. Allora andiamo a vedere intanto la prima pagina di Repubblica Palermo. Intanto c'è la sanità, più che altro la questione delle gare affidate alla 118 che si occupa appunto delle emergenze. Regione, ribasso record, viene sospesa la gara per il 118. Si attende la pronuncia l'ANAC che vuole vederci appunto chiaro proprio l'anticorruzione per capire se questo bando sia in regola. E poi c'è un altro tema che attanaglia la Sicilia, cioè la mancanza di acqua. Siamo praticamente alle porte dell'inverno, ma ancora ci sono delle province che soffrono la carenza idrica. Vediamo Trapani senza acqua, sindaci in rivolta e parlano di scelte politiche. Andiamo a vedere questa notizia. Eccola qua, la crisi fuori stagione di Trapani, senza acqua, scelte politiche. La diga Garcia svuotata, nonostante appunto siamo in inverno. Tranchida chiede alla regione perché è stata preferita l'agricoltura e si rivolge ai magistrati. Quindi sembra veramente un problema senza fine questo della crisi idrica. Lo vediamo anche sulla prima pagina della Sicilia, ma qui siamo ad Agrigento. Ecco la verità, sindaci contro Schifani, acqua ridotta da lunedì. Siciliacque al prefetto, erogazioni ridotte dal 1° dicembre a causa del maxi debito dei comuni. Il governatore aveva parlato di un fondo di rotazione rifiutato però dai sindaci. Naturalmente il tema in primo piano è la giornata, il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, ma vediamo anche altre notizie.
notizie per la cronaca. Si torna a parlare dell'omicidio Naro, di quel giovane che era stato ucciso a Palermo davanti ad una discoteca. Sono stati assolti in appello tutti i buttafuori appunto di questo locale da ballo. E poi vediamo la manovra, maggioranza alla prova sul nodo delle risorse. Andiamo a vedere all'interno, dicevamo, la cronaca. Non ci sono altri colpevoli per l'omicidio di Aldo Naro. 3 buttafuori assolti dal pestaggio mortale a Palermo. Ricordiamo invece che c'è stato una sentenza di condanna in un altro processo per il responsabile, tra l'altro una sentenza in terzo grado. E poi andiamo a vedere anche questa crisi dell'acqua, appunto sindaci all'attacco, da Schifani mai proposte di fondi, ci sono i sindaci appunto dell'Agrigentino sul piede di guerra contro il governatore, Siciliacque minaccia di ridurre intanto l'erogazione idrica dal 1° dicembre, tavolo in prefettura. E qui la Sicilia pubblica la lettera al presidente Renato Schifani, che appunto era stata pubblicata ieri. Schifani, Siciliacque, nessuna responsabilità a carico della regione, aveva detto il governatore. Vediamo anche la prima pagina di Catania. La cronaca in primo piano, bomba carta al Tabacchi con il morto, i fatti di Librino. 5 anni fa, giovane ladro perse la vita nell'esplosione. Arrivano adesso una condanna e un'assoluzione. E poi Coca dalla Calabria, chieste pene per 212 anni. Blitz Cemento, smascherate 2 organizzazioni di trafficanti di droga. Sono 17 gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. La prima pagina del giornale di Sicilia. Abbiamo visto già questa notizia, che è l'apertura, Palermo ripiomba nell'incubo racket, ma poi andiamo a vedere anche questa notizia. Il ribasso è del 99%, sospesa la selezione appunto per l'assunzione di 100 autisti al 118, un bando su cui vuole vederci chiaro l'ANAC. E poi anche qui appunto l'omicidio di Aldo Naro, avvenuto nel 2015 davanti al Goa, questa discoteca palermitana, assolti i 3 buttafuori. Si parla ancora dell'inchiesta su Liberty Lines, al via gli interrogatori, scena muta per 5 appunto degli indagati. La Gazzetta del Sud, e poi ci fermiamo, vediamo tra le notizie che ancora non abbiamo visto, Ponte, il nodo più delicato è la mancata gara d'appalto. A breve saranno rese note le motivazioni del no invece della Corte dei Conti, l'ultimo no della Corte dei Conti. Grazie Emanuela, torniamo da te fra poco per i quotidiani nazionali, ma intanto diamo uno sguardo anche alle immagini che ci riportano sul traffico di Catania, via Vincenzo Giuffrida, il traffico direi nella norma per l'ora di punta, considerato insomma l'ora del mattino e gli spostamenti. Adesso andiamo diciamo al Tondo Gioieni. Anche qui possiamo dire che il traffico sì va a rilento, ma è normale visto che considerato che tutti si spostano per accompagnare i ragazzi a scuola, per andare al lavoro. Possiamo vedere anche un altro scorcio di immagini, vediamo cosa ci propongono dalla regia, sempre sulla circonvallazione, stavolta parte più bassa prima del Tondo Gioieni, tra l'ingresso di Viale Mediterraneo e per l'appunto poi la circonvallazione di Catania in direzione Policlinico, mentre invece abbiamo visto anche la parte bassa in direzione Ognina con qualche coda. Prossima immagine, adesso andiamo a vedere l'Etna, vediamo se abbiamo anche le immagini dell'Etna. Non si vede nulla chiaramente stamattina, quindi questa è l'immagine, no, eccola qui, è questa l'immagine dell'Etna di stamattina, eccola qui, d'accordo. Allora, c'è del nuvoloso, però in questo momento la situazione non è talmente tragica come avevamo visto prima, praticamente assolutamente nebbia. E poi vediamo anche la stessa immagine, comunque quasi la stessa immagine, sempre l'Etna, però da un punto di osservazione diverso, quello di Taormina, il golfo di Taormina, e l'Etna che come vedete comunque ha queste nuvole che diciamo lì sulla sommità in qualche modo nascondono la neve. Ci dobbiamo fermare, fra pochissimo di nuovo rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi e poi avremo anche gli ospiti della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia.
Torniamo in studio adesso per riprendere la lettura dei quotidiani, quelli nazionali. Emanuela. Sì, la politica in primo piano, il voto alle regionali in Veneto, Campania e Puglia, lo vediamo in apertura sul Corriere della Sera con tutti i risultati regionali, voto senza scosse, un risultato quasi prevedibile. Campania e Puglia al centro-sinistra con Fico e De Caro, in Veneto vince Stefani, risale la Lega con Zaia, il governatore uscente. Meloni, i risultati confermano la nostra serietà, Schlein, uniti li battiamo, Conte adesso non ballano più. E poi record di astensioni, un dato comune a tutte e tre le regioni è appunto il dato dell'astensione, perché c'è stato un calo notevole rispetto a 5 anni fa in tutte e tre appunto le regioni italiane dove si è votato. Vediamo che l'affluenza appunto si è fermata al 43,64%, in media l'affluenza nel 2020 era del 57%, quindi c'è stato un calo di 14 punti percentuali. Dicevamo, in Veneto vince il centrodestra con il più giovane governatore d'Italia, Alberto Stefani, con una vittoria schiacciante del 64,4% sul suo sfidante. In Campania Roberto Fico per il centro-sinistra con il 60,6% delle preferenze. In Puglia l'ex sindaco di Bari, Antonio De Caro, sempre proposto dal centro-sinistra con il 64%. Vediamo anche le altre notizie. Intanto lo stato dell'economia nel nostro paese, stipendi bassi e prezzi alti sono freni alla crescita. E poi il piano di pace per l'Ucraina, Ucraina nuovo piano, Europa, Stati Uniti in 19 punti, ma il Cremlino questa volta frena. Trump però promette ci sarà qualcosa di buono. Vediamo la fotonotizia dedicata all'ultimo saluto ad Ornella Vanoni, ieri i funerali, fiori gialli e tanta musica, l'addio appunto a questa grande artista italiana. I nipoti l'hanno definita nonnina, grandiosa. E poi due fatti di cronaca. Partorisce in casa a Torino, grave la neonata che è stata trovata nel water. E poi a Roma una coppia viene aggredita di notte al parco, stupro di gruppo, 3 stranieri appunto hanno aggredito questa coppia. Vediamo la Repubblica di oggi, regionali, avviso a Meloni, successo del campo largo con Fico in Campania e De Caro in Puglia, PD primo partito, Conte il governo non balla più, in riferimento a quelle immagini che sono state divulgate con appunto Tajani e altri leader che ballavano sul palco, saltavano. Stefani si impone in Veneto, la Lega doppia Fratelli d'Italia, allarme per la Premier. E poi il crollo dell'affluenza sotto il 50%. C'è un'intervista dell'Ischlein, vince le sue primarie e dice la coalizione non si cambia. La Stampa, anche qui naturalmente le regionali che spaventano Meloni, e poi il nuovo piano per l'Ucraina con il gelo però questa volta del Cremlino. Il ricordo di Ornella Vanoni da parte di un grande artista italiano, Vasco Rossi, era la mia Ornella. Folla a Milano per l'ultimo saluto appunto a Ornella Vanoni, la nipote Camilla intona una delle sue canzoni più celebri, Senza fine. Il Manifesto titola così oggi: il voto delle regionali, parla di questione meridionale, il campo largo vince le elezioni in Campania e Puglia mentre perde in Veneto, tutto come previsto, ma nei numeri bene per il centro-sinistra e male per Fratelli d'Italia, che prende paura e subito vuole cambiare la legge elettorale delle politiche. Meloni appunto ha chiesto una collaborazione da parte anche delle opposizioni per cambiare la legge elettorale. Intanto l'astensione, appunto dicevamo, trionfa ovunque. Il Mattino naturalmente si concentra sul voto in Campania, Fico governatore, netta vittoria del candidato del Campolargo. In Puglia il centro-sinistra con De Caro vola, nel Veneto record del centrodestra con Stefani, soprattutto grande vittoria della Lega
dopo 2 mandati di Zaia, che è stato uno dei governatori più amati a livello nazionale. E poi Schlein e Conte a Napoli, uniti si vince, Meloni guarda avanti, appunto, ora la legge elettorale. La Gazzetta del Mezzogiorno invece punta naturalmente sul voto in Puglia. De Caro è il presidente, lo vediamo qui appunto mentre parla con Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Il Fatto Quotidiano: chi non salta vince le elezioni. La destra fallisce la rimonta in Campania. L'Unità, anche qui insomma Meloni non salta più, si ricorda questo momento, la sinistra dilaga al sud, la Lega vince al nord, Fratelli d'Italia scorda la rimonta e ora teme per le politiche. Il Secolo XIX invece titola mettendo in risalto il dato dell'astensionismo. Elezioni, vince il non voto. E poi anche su Avvenire il non voto dei disillusi. Chi è che non vota? Sono le persone che hanno perso fiducia nella politica. Crolla infatti la partecipazione alle regionali di 14 punti percentuali, come dicevamo prima. Vediamo le altre notizie. Il Resto del Carlino in alto. Ieri una giornata particolare nella redazione del quotidiano, perché Mika, il cantante inglese, direttore per un giorno. La musica abbatte i muri. Per i 140 anni del Carlino, la star dello spettacolo ieri appunto nella redazione si è improvvisato direttore per un giorno. Vediamo altre notizie. Tabaccaia rapinata alla barca a Bologna, adesso vivo nella paura, questo il racconto. E poi vediamo invece nel taglio basso si torna a parlare della famiglia che viveva in una casa nel bosco a Chieti. Famiglia nel bosco, istruzione regolare, e Nordio chiede una relazione. Uno dei punti che era stato oggetto proprio per sottrarre i minori a questi 2 genitori era quello che i bambini non venivano istruiti, non andavano a scuola. Invece è stato dimostrato che così non era. Lo vedremo meglio anche in altri giornali. Intanto vediamo il Messaggero, vediamo 2 notizie. Intanto Roma, rapina in auto, ecco la notizia di prima, qui viene spiegata meglio in prima pagina. Poi lo stupro, shock davanti al fidanzato. Coppia di 20enni è stata aggredita nel parco di Tor Tre Teste da una banda di nordafricani, 3 fermati. Ricorda un po' vagamente lo stupro di gruppo della Villa Bellini, Angelo. Sì. 2 fidanzatini, insomma, il branco che ferma il fidanzato, lo costringe a guardare la violenza che viene consumata dagli altri. E oggi è la giornata intanto antiviolenza. Una donna è davvero libera se può lavorare, scrive il Messaggero. E poi dicevamo la storia di questi genitori che hanno diviso l'opinione pubblica in Italia e dei quali si continua a parlare. Bimbi nel bosco, il Ministero, obbligo scolastico rispettato. Adesso Nordio chiede accertamenti sulle toghe che hanno disposto appunto l'allontanamento di questi bambini dalla famiglia di origine. Vediamo anche su Libero, la famiglia del bosco, il governo si muove, proteste invece a sinistra. Ancora vediamo l'altra voce, qui vediamo la foto, appunto il caso, è appunto quello che è diventato un caso non solo diciamo per l'opinione pubblica, ma un caso anche politico. Bimbi nel bosco, assolto l'obbligo scolastico. Adesso questi giudici di questo tribunale per i minorenni dovranno spiegare perché appunto questi bambini non possono vivere con i loro genitori. Tra i rilievi c'era stato anche il fatto delle carenze igieniche, perché la casa aveva un bagno fuori, insomma fuori dall'abitazione.
Però sono delle cose che si possono superare, dicono tanti, e infatti il giornale scrive: degrado e niente istruzione ai figli, ma le famiglie rom sono impunite. Quanti bambini vivono in condizioni precarie dal punto di vista igienico-sanitario, dal punto di vista anche dell'istruzione e via dicendo? E appunto il caso di Chieti accende un po' i riflettori su questo tema. Il Sole 24 Ore, vediamo, salva casa, svolta in arrivo, spunta il maxi sconto sulle sanzioni da versare. Andiamo a vedere per le irregolarità più gravi la sanzione massima potrebbe passare da 10.328 euro a 2.068 euro, questo per le irregolarità degli immobili nel caso appunto di irregolarità gravi. E poi vediamo aiuti Covid, stop ai controlli del fisco su imprese in perdita, bloccate le contestazioni. Vediamo ancora un'ultima prima pagina. Si torna a parlare ancora di questo caso tra Colle e invece il governo alla luce di alcune parole che sarebbero state divulgate da un fedelissimo del presidente Mattarella. La Russa riapre il caso Quirinale, l'uomo di Mattarella pizzicato dalla Verità a invocare scossoni contro il governo Meloni. Era stato lasciato intendere che appunto il Quirinale volesse dare una spallata al governo Meloni. Questo ha creato un attimo di tensione, ma che è rientrata. Il Presidente del Senato attacca appunto Garofani, che è l'uomo in questione, considerazioni su governo e Meloni improvvide. Fosse stato uno di destra l'avrebbero crocifisso. È segretario del Consiglio Supremo di Difesa, per me dovrebbe lasciare a qualcun altro, ma non chiedo le dimissioni. Bene, grazie Emanuela, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani, almeno per il momento. Adesso c'è una breve sosta per noi e poi cominceremo ad avere in studio i primi ospiti. Cominceremo dalla rete antiviolenza al Policlinico e al San Marco, proprio nella giornata internazionale contro la violenza di genere. Bentornati e bentrovati a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo della rete antiviolenza al Policlinico e al San Marco, due ospedali di Catania, chiaramente della stessa azienda ospedaliera. Allora, ne parliamo con la dottoressa Valentina Altadonna, buongiorno. Buongiorno. Che è la referente proprio aziendale della rete antiviolenza e rapporti con l'associazione Tamaia, e accanto a lei c'è anche Letteria Cilmi, che è un assistente sociale. Buongiorno. Allora, perché siamo qui stamattina? Oggi è la giornata, diciamo, clou, la giornata simbolo di quella che è la lotta alla violenza di genere, la violenza nei confronti delle donne. Il Policlinico di Catania ha una sua organizzazione, ha organizzato una settimana intera, ma lo fa tutto l'anno, attenzione, lo vogliamo precisare, però in questa settimana ci sono delle iniziative particolari. Sì, per noi questa giornata odierna per l'eliminazione della violenza sulle donne è un momento di particolare importanza per il Policlinico, ma è anche appunto l'occasione per sottolineare come l'impegno non sia legato solo ad oggi, ma è un impegno costante, quotidiano, che la nostra azienda ospedaliera mette in atto tutto l'anno, perché è sempre stata piuttosto sensibile a questo argomento, tanto da sottoscrivere un patto con la rete antiviolenza dell'area metropolitana di Catania, un protocollo di intesa interistituzionale che è rappresentato dall'associazione Tamaia, e alla quale fanno parte anche le altre aziende ospedaliere di Catania, il Tribunale per i minori, la Polizia Postale, insomma altre istituzioni importanti, i Carabinieri. Per quanto riguarda la giornata odierna, per sottolineare l'evento e anche per tutta la settimana che va dal 21 al 27, esatto. Da parte del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità della nostra azienda ospedaliera sono stati organizzati degli eventi come la presenza di 2 infopoint. Vediamo per l'appunto una locandina. Sono 2 infopoint in entrambi i presidi della nostra azienda ospedaliera. Ricordiamo il Policlinico Gaspare Rodolico in via Santa Sofia e l'ospedale San Marco nel quartiere di Librino. Negli infopoint verranno distribuite delle
brochure, con insomma, un materiale informativo che ci è stato fornito dall'Associazione Tamaia riguardo l'argomento, poi la proiezione nei monitor delle hall principali dei due presidi, del video del Ministero della Salute appunto promosso per la campagna di sensibilizzazione alla violenza contro le donne. Una illuminazione simbolica degli edifici principali dei due presidi che saranno illuminati di rosso, delle installazioni insomma, luminose. Questo nelle ore serali in modo da poter chiaramente mostrare quello che accade. Adesso ci torniamo su alcune di queste magari iniziative. Quello che chiedo invece all'Eteria Cilmi è... voi mettete a disposizione, c'è anche un numero di telefono a cui si può chiamare. Uno per presidio. Uno per presidio, questo è importante perché dare un'apertura, dare un canale attraverso il quale poi si può raggiungere chi può dare effettivamente davvero aiuto a chi subisce questi terribili atti di violenza è una speranza. Apre una porta, apre, anche se non è una porta, una fessura diciamo, di questa porta, però è un segnale per chi insomma, crede di non avere più nulla da fare. Sì, perché appunto nell'ambito, oltre il lavoro quotidiano che facciamo, perché ricordiamo che entrambi i presidi hanno un pronto soccorso, quindi il pronto soccorso con il protocollo d'intesa e quindi il codice rosa, è chiaro che ha più facilità di riscontro di queste situazioni, però in particolare in questa settimana, quindi dal 21 al 27, nell'arco delle iniziative dell'Associazione Onda, appunto aderiamo all'Open Week, quindi tutte le mattine ci sono 2 numeri dedicati, che sono uno per il Rodolico che è il 095 378 2777 e uno per il San Marco che è 095 479 4606. Diamo supporto sia diciamo, telefonico che eventualmente di presenza e in certi casi anche online, quindi se richiesto. Ma ci sono in questa settimana, facciamo l'esempio dell'ultima settimana, ci sono state delle chiamate, c'è stato qualcuna allora, che ha in qualche modo avvertito la necessità di rivolgersi a voi? Allora, questa è l'Open Week, insomma, non l'abbiamo fatta solo questa settimana, la facciamo annualmente e qualcuna c'è. È chiaro che il nostro avamposto è sempre il quotidiano, però qualcuna c'è, ma l'importante è comunque dare la possibilità alle donne di rompere quella barriera di silenzio, di isolamento che spesso subiscono, perché sostanzialmente noi cosa facciamo durante questa settimana e durante questi colloqui? Sia le supportiamo che le orientiamo a quelli che sono i servizi nel territorio, perché è fondamentale non sentirsi sole e capire come uscire da questa situazione, quindi cosa possono fare. Dottoressa, per quella che è la sua esperienza, considerato insomma, che lei ha la situazione in mano, cioè il polso di quello che succede, visto che lei è la responsabile aziendale per questa rete antiviolenza, avverte che c'è, come dire, un aumento di denunce, fra virgolette, di chiamate, di voglia di liberarsi, ecco, mettiamola così? In un certo senso c'è stato un aumento comunque, una maggiore apertura da parte delle donne che sono vittime di maltrattamento. Certo, ancora strada se ne deve fare. Già in un anno abbiamo avuto più di 100 accessi in entrambi i pronto soccorsi, in entrambi i presidi, nei pronto soccorsi generali, e quindi insomma il numero è sono in numeri aumento. importanti. E poi ricordiamo che noi, quello che dicevamo prima, tutto l'anno l'azienda ospedaliera Policlinico si prodiga per formare i propri operatori sanitari, che sono quindi medici, infermieri, ostetriche, proprio dei pronto soccorsi generali, dei pronto soccorsi ostetrici, delle ginecologie, delle pediatrie, per offrire sempre una maggiore accoglienza alle donne che sono vittime di violenza. Ed è un percorso, l'ingresso principale è il pronto soccorso, dopodiché il lavoro più grosso è fatto appunto dal nostro servizio sociale. E questo, quando la donna si sente, tra virgolette, presa in considerazione, compresa e avviata ad un percorso che la sente più protetta, è portata a denunciare maggiormente. Poi certo le condizioni sociali, socio-economiche, soprattutto economiche, sono il deterrente.
Ma dobbiamo farcela, ecco, il messaggio che deve passare è proprio quello che l'ospedale offre una sicurezza a 360 gradi, cioè non solo all'atto dell'ingresso, ma che accompagni la donna. C'è una rete di protezione. Ecco, una Esatto, rete di questo. protezione. Questo è fondamentale. Infatti l'associazione Onda di cui parlavamo, la Fondazione Onda, si occupa proprio della salute della donna e di genere ed è noi grazie all'associazione Onda siamo stati insigniti anche per il 2024-2025 dei bollini rosa, perché appunto l'azienda ospedaliera Policlinico ha dei percorsi per l'assistenza della salute delle donne e anche per la violenza di genere, quindi durante l'anno offre delle settimane che si occupano della prevenzione di alcune malattie e in questo particolare momento abbiamo la Open Week proprio della Per la vostra esperienza, violenza. quali sono le condizioni? Abbiamo sfiorato il tema economico, quali sono le condizioni che spingono poi le donne ad aprirsi, a denunciare? Capiamo tutti che magari quando non si ha indipendenza economica è più difficile fare questo passo, però che cosa denunciano soprattutto? Violenze psicologiche, violenze fisiche, all'interno di questa categoria sono purtroppo ahimè delle sottocategorie che sono ancora più terribili, ancora più atroci. Certo, soprattutto la violenza fisica è quella che comunque è più lampante, quindi è più facile anche da riscontrare. Quella che invece è la violenza psicologica a volte è più difficile anche per la donna stessa rendersi conto di essere in questa situazione. Quindi è fondamentale avere appunto nel nostro caso degli operatori che sono altamente formati e che quindi sappiano riconoscere e sappiano mettere nelle condizioni la donna di chiedere aiuto e quindi di sentirsi protetta, accolta e messa in protezione a volte. Allora, l'appuntamento stasera per vedere le facciate degli ospedali di colore rosso a che ora è? Magari all'imbrunire sicuramente. Sicuramente. Quello è un segnale, però quello è un segnale, certo. perché magari chi passerà da via Santa Sofia si potrà rendere conto, insomma, che c'è qualcosa che è cambiato nella illuminazione dell'ospedale del Policlinico stasera e chi sarà a San Marco a Librino potrà vedere. Esatto. Cioè, sono delle, dei punti che sottolineano come evidentemente questa macchia di leopardo si può fare sempre più larga e magari oggi a Catania, contemporaneamente a Palermo, contemporaneamente a Siracusa, a Messina, nelle grandi città, ma anche i piccoli ospedali, quelli che stanno in provincia, dare un segnale di questo genere è come se uno da lontano vede, diciamo, una luce alla quale si può aggrappare. Certo, infatti. È proprio questo il messaggio che deve passare. Ci siamo e cercheremo in tutti i modi di aiutare. Allora, noi ci fermiamo qui, ma oggi la giornata comunque prevede tantissimi appuntamenti, sia a Catania che a Palermo, ma anche in altre città della nostra regione. Sono appuntamenti segnati e portati avanti da istituzioni, da enti, da associazioni, quindi c'è veramente un movimento, c'è una rete che è attiva proprio nella giornata di oggi, che evidenzia come questo è un problema piuttosto serio. Stamattina ne abbiamo parlato già con la rassegna stampa, insomma, il numero di donne che cadono vittima di violenza sono tante, ma le violenze non sono soltanto i femminicidi, le violenze sono anche altre, quelle che capitano nella vita di tutti i giorni, quotidianamente, anche i piccoli, fra virgolette, grandi gesti che non sembrano essere, che non danno l'impressione di essere violenza, sono veramente poi da un punto di vista psicologico possono pesare tantissimo. Allora, grazie davvero alla dottoressa Valentina Altadonna, che è la referente aziendale del Policlinico San Marco, della rete antiviolenza e con i rapporti anche all'associazione Tamaia. Grazie anche alla dottoressa Letteria Cilmi, che è un'assistente sociale, che ci ha illustrato che ci sono delle persone che sono lì pronte a rispondere al telefono, di presenza, ad accogliere chi ha necessità, chi lancia un grido d'allarme. Ci sono delle persone esperte che vi accompagneranno per mano e vi aiuteranno in questo percorso per uscire da questo tunnel incredibile che è quello della violenza. Grazie ancora, buon lavoro per quello che fate. Ci dobbiamo fermare, c'è una piccola sosta, ma torniamo subito dopo. Adesso ci occuperemo di sicurezza stradale. Restate con noi a Buongiorno Sicilia.
Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile al centro-sud, specie tra medio e basso Tirreno, qui con piogge più insistenti e localmente intense. Tempo invece in miglioramento al nord e sulla Toscana, si faranno strada ampie schiarite a partire da ovest. Sulla Sicilia spiccata variabilità con cieli che risulteranno in prevalenza sereni. Un po' più di variabilità sui settori occidentali della regione, qui con qualche possibile nota instabile. Le punte massime fino ai 20 gradi complici i venti tesi dai quadranti meridionali, con mari che risulteranno anche agitati. Nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora a tratti instabile sulla Sicilia, specie sulle coste settentrionali con piogge sparse. Sui settori meridionali della regione invece qualche pausa asciutta con qualche schiarita in più. Ventilazione che risulterà ancora sostenuta sempre dai quadranti meridionali, con temperature infatti che non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Siamo qua. Allora, torniamo di nuovo in studio, abbiamo visto le previsioni meteo, adesso parliamo di sicurezza stradale, lo facciamo con la dottoressa Maria Grazia Milli, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere con noi, capo compartimentale della Polizia Stradale della Sicilia Orientale. L'insediamento è avvenuto di recente, diciamo così. Il 3 novembre. Il 3 novembre, quindi una delle prime apparizioni, diciamo, in televisione sicuramente è questa. Parliamo di sicurezza stradale perché i numeri, ahimè, devo dire, non sono rassicuranti a livello nazionale, non sono rassicuranti a livello anche regionale. Che succede? Che cosa succede agli automobilisti italiani? Sono indisciplinati? Sì, gli automobilisti italiani sono indisciplinati, quindi anche quelli siciliani, essendo italiani, non vengono meno, come dire, a questa caratteristica. E quindi che cosa fare? Diciamo che il compito della polizia stradale, che io appunto rappresento oggi, è proprio questo. Noi gestiamo come compartimento Sicilia Orientale 5 province. Finiamo con Enna verso la parte dell'impero, che dico io, d'Occidente, perché dopo Enna con Caltanissetta inizia l'altro compartimento. La Sicilia è l'unica regione divisa in 2 compartimenti per la sua estensione. Quindi che cosa fa la polizia stradale? Intanto l'incidente è un fenomeno umano, cioè questo lo dobbiamo comprendere. C'è un errore, no? C'è sempre un errore. Nel 99%, diciamo, quindi nella quasi totalità di incidenti stradali, l'incidente stradale è causato da una condotta errata alla guida. Ne vogliamo parlare di quelle più diffuse che ormai conosciamo tutti? Però sottolineiamo e evidenziamo quali sono queste condotte da evitare. Ecco, tra l'altro lo vediamo andando in giro in tutte le nostre città. Io non trovo una differenza tra nord e sud sulle condotte. Allora, il telefonino è una cosa sotto l'evidenza di tutti, è la forma più grave di distrazione, soprattutto quando al di là che si parla, quindi non si guida, quindi si sottrae l'attenzione alla guida, in un momento sociale in cui la mobilità sulle strade è intensissima, quindi tutto questo richiede ancora più attenzione. Quindi tante volte si parla, però quella è la strada della morte, la strada pericolosa, ma il buonsenso umano vuole che se una strada è strutturata in un certo modo, ha delle caratteristiche, diciamo, di maggiore rischio, allora l'essere umano ragionevole deve essere ancora più prudente. Deve accendere la sua attenzione maggiormente. Quindi il telefonino è la prima cosa, il telefonino e tutti gli atteggiamenti di distrazione. Io parlo anche di gente che mentre guida guarda un film, questo è successo. Causa di incidente gravissimo, tra l'altro con esito, diciamo, purtroppo delle immagini con esiti spesso tragici. Quindi la distrazione, poi la guida in stato alterato di coscienza, 186 guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, diciamo il legislatore proprio ultimamente ha aggravato la previsionalità, quindi la struttura di gravità di questo articolo, con conseguente inasprimento di sanzioni, addirittura aggravate col 186 bis, tanto per dare un numero di riferimento, quando chi guida in queste condizioni di alterazione causa poi un incidente stradale a sua volta. La guida sotto l'effetto di droga, cioè non si può guidare se non si è perfettamente consapevoli che non sei solo nella strada, ma la strada è un bene di tutti e quindi generosamente e civilmente ci vuole rispetto per se stesso e per la vita degli altri. E mi permetto di dire anche degli uomini, in questo caso della polizia stradale, che anche loro spessissimo sono vittime della strada.
Ricordiamo che da poco si è conclusa proprio la settimana dedicata alle vittime della strada, con varie iniziative anche da parte nostra. Quindi io mi sento di dire questo: l'incidente non capita nella maggior parte dei casi perché siamo sfortunati. Ci può stare che ci sia un guasto meccanico, ci sia un problema sicuramente. Ma però... è una cosa residualissima. Esattamente. Quindi dovete fare attenzione. E poi una cosa che va forse ancora meglio dell'attività nostra, che è anche repressiva ovviamente, è quella della prevenzione, e noi alla prevenzione ci crediamo veramente tanto. Quindi... E cosa si può fare con la prevenzione? Cioè, a parte, voglio dire, un cambiamento culturale, che quello è, insomma, è alla base. È la cosa più auspicabile, cioè, no? Ma che ne so, l'inserimento dello studio proprio del codice della strada dovrebbe essere regolare, scuole, dal nostro punto di vista, regolarmente svolto e quindi acquisito come una materia didattica come tutte le altre, perché rientra nella cosiddetta educazione civica. Certo. Noi che cosa facciamo come polizia stradale? Tante iniziative di prossimità, quindi interventi nelle scuole, scelte di moduli comunicativi d'effetto, spettacoli teatrali per trasmettere ai giovani la sicurezza stradale, per far capire che è un attimo che può cambiare veramente tutta la vita per sempre, non soltanto nostra ma dei nostri, anche di tutta la struttura familiare. Quindi via le iniziative di piazza. Messina ha concluso, che è una nostra provincia, proprio venerdì la settimana mondiale dedicata siamo occupati nel telegiornale proprio bellissima iniziativa intitolata Le strade della bellezza, quindi dove su ogni monumento esposto in foto della Sicilia orientale c'era comunque la pattuglia della polizia stradale. Questo perché? Perché la legalità, cioè la sicurezza stradale è una finestra certo, della cultura della legalità, che è una bellissima cultura, quindi è legata al bello. Il bello è norma, il bello è ordine, il bello è rispetto, quindi questo noi vogliamo fare. Ci piacerebbe proprio che con tutte queste iniziative nelle scuole, ovunque sia, si convincessero soprattutto le coscienze in crescita di essere, guardi, gravemente... Sì, stiamo vedendo queste immagini che poi molte volte c'è... Il termine giusto forse è imprudenza, no? L'imprudenza è la superficialità, è imprudenza, è il senso di sentirsi invincibili, è tante cose. Ora noi però diciamo che siccome non possiamo sostituirci naturalmente a chi fa lo psicologo evolutivo, a chi fa il professore, noi facciamo i poliziotti della stradale e quindi con tutti i nostri mezzi cerchiamo di evitare che ci siano cioè soprattutto evitare che dall'incidente stradale che può capitare ci siano queste conseguenze gravissime. Però non possiamo manco essere soli, nel senso che ognuno dovrebbe fare la sua parte, la famiglia la sua parte, la scuola la sua parte, noi ci andiamo nelle scuole eccetera, le istituzioni ulteriori la propria parte. Io il dato confortante che vi posso dare è che gli incidenti mortali nell'ultimo anno nella Sicilia orientale sono diminuiti più della metà, quasi della metà anzi. Questo è un dato confortante. Perché? Certo. Perché magari facciamo tante case noi, l'inasprimento delle norme del codice, i controlli che noi facciamo costantemente su tutte le arterie di competenza. La velocità è un altro... resta sempre come una delle maggiori cause, ma la distrazione forse la sta superando. Proprio per quello che dicevo, comunque anche sulla velocità ci sono stati interventi legislativi molto forti, molto più stringenti, perché proprio questa è la triade dell'incidente stradale: alterazione, velocità e distrazione alla guida. Insomma, è un tema, quello della sicurezza stradale, che ci interessa a noi tutti perché... È trasversale. Esattamente, perché quando si sta sulla strada non si può mai sapere cosa accade, che cosa succede. Sì, perché la strada è territorio di tutti, quindi non è che la strada è di qualcuno e sappiamo... Quindi noi dobbiamo essere attenti, ma gli strumenti ce l'abbiamo. Abbiamo tante input culturali che vengono fatti sia da noi che da altri, voglio dire, in questa direzione. Abbiamo un codice della strada che comunque, grazie a interventi anche ultimi, è ancora più stringenti su questi comportamenti. Soprattutto dobbiamo avere amore per noi stessi e per la vita, perché la polizia stradale, alla fine, io dico sempre, protegge la vita di ogni giorno, perché è quella che sta sulle strade. La vita si perde purtroppo in maniera immediata e velocemente. Allora, dottoressa, noi potremmo
andare avanti per tanto Sì, tempo sì, su potremmo. questo tema, però abbiamo un tempo limitato proprio nella trasmissione. Potremmo riprendere questo argomento magari con Certamente. delle specificità, perché no? E noi vi aspettiamo di nuovo a Buongiorno Sicilia molto presto, perché magari la mattina ci raccontate qual è la viabilità, qual è la situazione. Situazione ordinaria di oggi, quello che si prevede, quello Esattamente, vi che aspettiamo con molto molto piacere. presto, grazie per essere state con noi Grazie stamattina. a voi del tempo. È stata un'occasione per ricordare ancora una volta che sulla strada serve prudenza e attenzione, che sono due elementi importantissimi. Perché sono di salvaguardia della vita umana. Benissimo, grazie alla dottoressa Maria Grazia Milli, che è il capo del compartimento della Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Restate con noi voi, non vi muovete, perché adesso cambiamo ancora argomento in questa mattinata di Buongiorno Sicilia e saremo insieme a voi fra pochissimo. E allora, siamo di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia. Ci colleghiamo adesso con Simone Grosso. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie a Simone Grosso, che è portavoce italiano di Circular Monday. Ci dici che cos'è Circular Monday? Molto volentieri, guarda, è una campagna internazionale sul consumo responsabile, qualcosa che nasce in Svezia nel 2017 per incentivare a comprare solo quello che ci serve in un periodo come quello attuale, quello del Black Friday, dove vediamo sconti ovunque, percentuali pazzesche che effettivamente magari neanche ci servono. E in questo caso dei ragazzi hanno visto effettivamente un sentimento contrario, si sono resi conto che tante persone non si rappresentava, vedeva che molti sconti non sono poi veritieri, e hanno fatto una cosa molto semplice che nel 2017 funzionava tanto, un po' come le challenge di TikTok di adesso, era scrivere su un foglio di carta Circular Monday con l'hashtag, e tutti coloro che aderivano perché si sentivano rappresentati facevano una foto, la mettevano su Facebook, su Instagram, e la cosa è esplosa dalla Svezia e tutti i paesi scandinavi, e poi adesso appunto a livello internazionale, e si è evoluta perché di fatto da semplicemente una campagna di sensibilizzazione adesso a tutti gli effetti è un database dove è possibile trovare all'interno realtà che fanno economia circolare, che promuovono il consumo responsabile. Quindi è possibile vedere, divisi per paese, anche per categoria, tutta una serie di aziende, start-up, progetti, organizzazioni, ed è anche un modo per noi per farle conoscere meglio, quindi portare tutti coloro che hanno bisogno di acquistare qualcosa a valutare l'alternativa più sostenibile. Ad esempio c'è un'azienda che rigenera computer, quindi se qualcuno in questo periodo deve comprare un computer, anziché comprarlo nuovo, può valutare di prendere quello che un tempo era il computer di un consulente di qualche grande azienda, che è stato rigenerato e che è a tutti gli effetti è un computer funzionante, però a cui stiamo dando una nuova vita, quindi assolutamente circolare. Volevo chiederti a proposito di aziende, vedo che ci sono diverse aziende che hanno abbracciato questa filosofia, mettiamola così, questa nuova idea del consumo sostenibile. Aziende che, ne hai citata qualcuna che potrebbe essere quella legata all'informatica, ma ci sono anche altre attività, altre realtà industriali che condividono questo modo di approccio diciamo del consumo. Assolutamente sì. Considerate che attualmente sulla nostra piattaforma ci sono circa 1500 aziende, però proprio in questo periodo, che è il periodo in cui la maggior parte della comunicazione, aderiscono tante altre, e ovviamente aziende di grandi dimensioni sono quelle che possono fare molta più circolarità, sono anche quelle che ne hanno le maggiori difficoltà, perché la transizione verso un'economia circolare è un qualcosa che richiede tempo, molto spesso si comincia con dei piccoli progetti, molto spesso le aziende cominciano proprio con la gestione magari degli scarti, ma non solo, anche con la progettazione di nuovi prodotti dove includono materiali riciclati, dove vanno a ridurre tutti gli impatti, quindi fanno un vero e proprio ecodesign e allungano la vita dei prodotti. Quello è sicuramente ciò che è più impattante. Sul database troviamo anche tanti marketplace che permettono l'incontro, marketplace molto spesso della moda, aziende che appunto permettono di scambiarsi vestiti,
siti, troviamo tante start-up, ne abbiamo anche alcune siciliane. In Italia sono circa un centinaio le aziende circolari che abbiamo mappato, ce ne sono 2 o 3 anche in Sicilia, e ovviamente siamo consapevoli del fatto che in Italia, dato il livello di circolarità, ci sono tante realtà che magari ancora non ci conoscono e che noi non conosciamo. Infatti siamo molto grati per occasioni come queste, perché solitamente nasce sempre il contatto con qualcuno che ci raggiunge e ci dice ok, anche io voglio aderire è completamente gratuito e si prende semplicemente l'impegno di fare con noi questa comunicazione, lanciare questo messaggio e fare conoscere sempre di più alle persone che c'è un'alternativa al consumo di fatto insostenibile del Black Friday. A proposito di consumi sostenibili, di economia circolare, in qualche modo l'Europa abbraccia questo diciamo, pensiero, perché ha emanato una direttiva nella quale si sottolinea il diritto alla riparazione. La società del consumismo, quella in cui noi viviamo, è quello dell'usa e getta. Compro un oggetto, qualsiasi esso sia, di piccole e grandi dimensioni, fatta la sua vita o comunque esaurita la sua vita, adesso non stiamo a indicare esattamente qual è il periodo, la durata, poi il prodotto va in discarica. C'è la possibilità, e con questa direttiva dell'Unione Europea, di in qualche modo costringere, passatemi questo termine, le aziende produttrici a fare trovare i pezzi di ricambio per poter riparare poi i prodotti, siano elettrodomestici o altro. Esatto, qualcosa di altamente necessario. Considerate che come consumatori sempre cerchiamo l'opzione di riparazione, se costa il telefono, il computer o qualsiasi altro elettrodomestico, non pensiamo subito a buttarlo via. Anzitutto ci chiediamo, posso ripararlo? Molto spesso tutto ciò non è possibile, ma per una scelta progettuale dell'azienda che rende il telefono sempre più incollato, con la batteria che non si può rimuovere quando un tempo poteva fare, i pezzi di ricambio non disponibili, e tutte queste scelte, tutte queste pratiche sono proprio quello che la direttiva Right to Repair, diritto alla riparazione, vuole proprio rimuovere. Quindi adesso aspettiamo di capire come e in che termini prenderà esattamente piede in Italia, ma ci si aspetta che si allungherà il periodo di garanzia per i prodotti, oltre a quella che è la garanzia ordinaria, anche per le riparazioni, quindi far sì che anche le stesse riparazioni abbiano un periodo di garanzia di 1 anno, che i pezzi di ricambio siano sempre più disponibili e che i prezzi siano più evidenti, perché un'altra problematica è che non sappiamo quanto ci costi la riparazione. Abbiamo l'idea che ci costerà tanto quanto comprare un prodotto nuovo, e che quindi comprare un prodotto nuovo è la scelta migliore. Quindi di fatto si vuole promuovere proprio tutto ciò. Ci lasciamo con un'osservazione, perché si è passati dal Circular Monday, cioè da una giornata tipica, alla Circular Week, cioè quindi c'è la settimana adesso dedicata a questo movimento, a questo modo di vivere i consumi. Esatto. Di fatto perché abbiamo ricevuto un sacco di richieste e quindi abbiamo allargato ancora di più il periodo. Benissimo, grazie allora a Simone Grosso che è stato con noi, che è comunque il portavoce italiano di Circular Monday, e un modo diverso, non dico un modo nuovo, un modo diverso di vedere diciamo, i consumi, la nostra vita quotidiana, anche perché i consumi sono anche la nostra vita quotidiana, tutto quello che ci circonda spesso condiziona non dico la nostra giornata intera, ma anche addirittura i momenti che viviamo durante la giornata. Grazie ancora, buon lavoro, in bocca al lupo per questa vostra bella iniziativa per il bene anche della nostra vita, per il nostro pianeta in qualche modo, che è soffocato dai tantissimi rifiuti. Grazie ancora e una buona giornata. Adesso voltiamo ancora pagina, è il momento di sentire quelle che sono le previsioni per oggi delle stelle. Lo facciamo come sempre con Marco Amato. Parte la sigla. Eccoci Marco, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buon caffè, fondamentale per un buon risveglio. E allora stamattina su cosa accendiamo la nostra riflessione?
E beh, un riflettore va sicuramente acceso su una stupenda luce, che è quella della signora Ornella Vanoni, che volevo salutare e omaggiare con tanto affetto per quello che ha significato nella mia vita. Ebbene, l'Usignolo, come la si appellava pure, dai teatri di Milano partì per tutto il mondo. E beh, era una vergine ascendente Sagittario. L'ascendente ha giocato un ruolo essenziale proprio perché l'ha portata in giro per il mondo e anche a conoscere sonorità sudamericane, ovvero nota il connubio con Tocchigno, che generò quello che fu il primo samba italiano: la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. La Vergine è un segno zodiacale meraviglioso e mai da sottovalutare, proprio perché rappresenta nella sicilianità un culto che nasce proprio in Sicilia, ed è Core, figlia di Demetra, dea delle messe e dell'agricoltura, che dopo il rapimento di Plutone passa metà dell'anno a essere dea della vita e metà dell'anno a essere dea della morte. E quindi riuscire a sondare le profondità dolorose a volte dava quella capacità melanconica nella dolcezza un po' ruvida e pungente della signora Vanoni, che ringraziamo tutti e salutiamo. E ora occupiamoci delle stelle di oggi. Sole in Sagittario, ma Luna paurosamente in Acquario, per cui cosa accade? La Luna con Plutone tesse delle santi, per suggerimenti che arrivano in maniera misteriosa e da lontano. Un amico furbo vi consiglia bene. Toro, per voi la luna è un po' orticante oggi, per cui dovrete stare attenti un po' all'ansia da prestazione che Plutone spinge per farvi trasformare le cose ad un ritmo che non è il vostro. Gemelli, ottimo per voi perché la luna vi dà un assist molto trasformativo, usatelo bene. Cancro, per voi oggi la luna diventa un po' mefistofelica e vuole accendere di creatività un po' tutto il vostro cielo. Oggi siete particolarmente magnetici. Leone, per voi è una sfida oggi, sarete stanchi sì nella prima parte della giornata, ma pieni di estro e fantasia nella seconda e animati da grande speranza. Vergine, un cielo zodiacale decisamente piacevole per voi oggi, che si trasformano e mutano alcune condizioni che vi fanno assolutamente gioco. Ottimo in amore. Bilancia, per voi oggi è una giornata in cui la Luna fa un gioco di trigono meravigliosamente utile e finalmente riuscite a risolvere un problema importante. Scorpione, per voi oggi la Luna suggerisce un bivio, per cui agire in un modo o in un altro, amare del tutto o no. Beh, ci rifletterete su da soggetto a soggetto. Sagittario, Luna amica, comunicativa e molto piacevole. Oggi ne direte sempre una di troppo, ma risulterete sempre simpaticissimi. Capricorno, per voi la luna diventa oggettiva, si devono buttare le cose, dovete cambiare, trasformare e costruire, e Plutone oggi ve lo farà fare. Acquario, protagonisti della giornata proprio perché la luna arriva nei vostri gradi e congiungendosi a Plutone vi vuole magnetici, forti e capaci anche di togliere le castagne dal fuoco a qualcuno a cui volete bene. Pesci, luna molto interessante e percettiva, una luna che si apre oggi a delle novità. Oggi un open mind è la cosa migliore come atteggiamento da tenere per il segno zodiacale dei pesci. E detto questo, una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Ciao. Grazie Marco, buongiorno anche a te, ci ritroviamo domani. Intanto andiamo da Emanuela per chiudere con i quotidiani. Oggi c'hai una notizia particolare. Sì, visto che sei un open mind oggi, parliamo di canoni maschili. Addio al seduttore macio, perché adesso il seduttore è femminista. Benvenuti nell'epoca del maschio performativo, scrive oggi Repubblica. È una nuova categoria che scatena polemiche sui social. Giovani uomini che si fingono impegnati e non macisti, però che hanno un secondo fine. In realtà non credono realmente in questo, in quello che mostrano, ma lo fanno solo per diciamo sedurre le donne. Mettono la matita nera sotto gli occhi, utilizzano borse di tela, leggono i libri di Michela Murgia o Judith Butler e bevono il tè matcha. Come si presentano? Per esempio ci sono delle icone, attori famosi come Jacob Elordi, che in questo momento è uno dei più amati. Ecco, vedi, insomma, con la borsetta, un uomo che si presenta non proprio come un macio.
e quindi è una moda che è nata in America e che a quanto pare sta spopolando, piace tanto alle donne, anche se qualcuno dice è soltanto una tecnica poi per sedurre. Andiamo a vedere anche la pagina degli spettacoli, perché c'è un'intervista a un'icona del cinema. Un'icona del cinema, non ha bisogno di presentazioni. Jodie Foster, 2 Oscar, 50 film, sarà in sala con una nuova pellicola, Vita privata, la fama, il cinema, i social, poveri giovani costretti a essere ciò che non sono. Ha detto Jodie Foster che si è raccontata, dice: il mio motore è stata l'ansia di fallire, sto bene senza social. Condivido questo suo pensiero. E lo sapevo che avresti condiviso, guarda, ero sicura di questa chiusura. Grazie a Emanuela Corsi, ci ritroviamo con Buongiorno Sicilia domani mattina, sarà con voi la collega Roberta Lunghi, a tutti una buona giornata.